Professor Enzo Di Natali del Movimento Cattolici in Politica, una denuncia verso l'ASP di Agrigento perché mancherebbero un centinaio di medici, tra medici e sanitari. Noi abbiamo appreso tramite un'agenzia territoriale, Eticos, che in provincia di Agrigento mancano 500 medici ospedalieri e 600 infermieri. Allora ci siamo chiesto come è possibile garantire il diritto alla salute se manca tutto questo personale. Stiamo parlando di 500 medici, non medici di base, medici che devono lavorare in una struttura sanitaria, in un ospedale, e 600 infermieri. Allora noi come cattolici in politica, qualche mese fa, abbiamo scritto una lettera al dirigente, al responsabile dell'ASP della provincia di Agrigento per un incontro costruttivo, non un incontro nello spirito della polemica, per vedere se quei dati pubblicati largamente dall'agenzia territoriale Eticos siano vere o meno. In tal modo noi ci aspettavamo che il dirigente ci convocasse, che accettasse un confronto sereno e smentisse quanto l'agenzia territoriale Eticos aveva pubblicato. Purtroppo questo non è avvenuto e questo ci dispiace perché ci fa capire che a questo punto veramente nella provincia di Agrigento manca tutto questo personale, non stiamo parlando di una decina di medici, addirittura di 500. Ebbene, la cosa ancora che vogliamo evidenziare è che ieri a Canicattì c'è stato un incontro organizzato da un gruppo spontaneo ed era presente anche il responsabile dell'agenzia territoriale Eticos, il dottor Licari, e ha rilevato alla presenza sia della Presidente della Commissione Sanità della Regione, l'onorevole Margherita Larrocca Rupolo, e dell'onorevole Carmelo Pullara, questa situazione. Ebbene, dalle notizie che mi sono pervenute è che sembra che la realtà sia appunto questo. E allora noi come cattolici in politica ci chiediamo che diritto alla salute c'è nella provincia di Agrigento a questo punto. Allora veramente incominciamo a pensare che è fondata la notizia che il 30% dei cittadini della provincia di Agrigento è costretta ad andare fuori per curarsi. La nostra dunque è una posizione critica, è una posizione che cerca di far capire che il dettame costituzionale del diritto alla salute è veramente messo in discussione. Per cui vogliamo da questa trasmissione, da questa emittente televisiva, lanciare un appello al dirigente dell'ASP di Agrigento che dia la possibilità di un confronto leale, almeno per capire se veramente questi dati siano vero o meno. Certo, il fatto che non ci ha ricevuti per noi ci lascia un po', ci fa riflettere parecchio.